Ciao a tutti da Veronica Pisano, cantante folk sarda. Oggi vi presento Enzo Compostu. Nasce a Nuoro il 19 dicembre 1963 a causa di una malattia rara, la osteogenesi imperfetta, patologia che colpisce l'intero apparato scheletrico e interessa il collagene. Subisce da subito grandi difficoltà, problemi dovuti a fratture patologiche fino all'età di 20 anni circa. Nonostante l'insorgere di non pochi problemi dovuti alla sua malattia, chiamata anche delle ossa di cristallo, frequenta regolarmente gli studi della scuola dell'obbligo, interrompe e riprende a studiare nel 1989, conseguendo il diploma di ragioneria nel 1993. Ha lavorato quasi 7 anni in una cooperativa sociale di Nuoro come impiegato. Nel 2008 viene assunto dalla ASL di Nuoro e viene assegnato nella pianta organica del Servizio per le dipendenze patologiche di Nuoro. Tra le sue passioni la scrittura e sogna un giorno di scrivere un'opera letteraria. Per tanti anni ha prestato servizio per la Croce Rossa Italiana di Nuoro come volontario e divenendo un acceso sostenitore della proliferazione del soccorso qualificato e della formazione sulle manovre di primo e pronto soccorso. Ha un particolare interesse per tutto ciò che riguarda la difesa in Italia e nel mondo. Enzo, che piacere averti qui. Quali sono i ricordi più belli della tua infanzia? Ciao Veronica, eccomi qua, grazie della opportunità che mi hai dato. Tu mi fai una domanda riguardo la mia infanzia, io, in sintesi, ti rispondo che a causa della mia malattia ricordo momenti belli e brutti, i momenti bruttissimi li ho rimossi, quelli belli sono anche incastonati, i momenti brutti, per esempio quando mi ricoveravano all'ospedale Marino, al Poetto, dove professor Pugello, Ludovico Pugello, morto 30 anni fa circa, mi seguiva oltre a essere stato ingessato, operato, mi è rimasto impresso quando nel periodo estivo le infermiere mi portavano nella spiaggia del Poetto e questa cosa mi ricorda poi nei miei trascorsi studenteschi alle superiori alcuni passaggi dei testi di Marcel Proust quando egli narra delle sue vacanze infantili in Normandia. Della mia infanzia ricordo comunque i giochi, ricordo quando vivevamo in un alloggio
demaniale, a Prato Sardo. Ricordo più là, quando ero a scuola, alle elementari, i miei disegni, i pastelli a cera, le tempere. Ricordo i Natali, i regali, il presepe che mio padre allestiva all'interno del camino, in Viale Sardegna. Ricordo le feste natalizie, che erano totalmente diverse da quelle attuali, non perché le vedevamo noi in maniera diversa, ma perché lo erano veramente. Erano maggiormente sentite, anche se c'era una vena consumistica, forse anche più forte di quella attuale. Dell'infanzia, tutto sommato, ho dei bei ricordi. Quali sono stati i motivi per cui hai lasciato la scuola? Quali sono stati i motivi per cui l'hai ripresa? Per quanto riguarda la scuola, l'abbandono l'ho determinato a 15 anni, nel 78, mentre frequentavo la prima classe dell'istituto magistrale, perché è stato un periodo nel quale forse mi sono lasciato andare, proprio perché la differenza di studi, l'impegno tra la terza media, per esempio, e la prima magistrale richiedeva uno sforzo non indifferente, notevole, e ho gettato la spugna. Ho fatto bene, ho fatto male, questo non me la sento di dirlo. Però ho ripreso 11 anni dopo, nel 1989, e mi sono iscritto alla prima classe dell'Istituto Tecnico Commerciale ad indirizzo amministrativo qui a Nuoro. Poi vabbè, ho avuto delle vicissitudini, però comunque nel 94 mi sono diplomato con 46 sessantesimi, ancora c'era il vecchio sistema per il calcolo del punteggio del diploma, quindi una media di 7,66. Anzi, ti devo dire che nel settembre 2019 mi sono iscritto anche al corso di scienze giuridiche qua a Nuoro, ma avendo scelto di non frequentare con il lavoro, poi purtroppo è capitato che è subentrato il Covid e non c'è stato niente da fare. Ho mollato. Vediamo, può darsi che riprenda anche a 58 anni. Vediamo un po' come verrà
gestito questo caspita di pandemia o post pandemia. Quante fidanzate hai avuto? Ora sei innamorato? Cara Veronica, questa è una nota dolens, diciamo così. Non sono mai stato sposato, non ho mai avuto una vera e propria fidanzata. Ho avuto diverse storie, per lo più si è trattato di storie volanti, diciamo carnali, e un paio che sono state, diciamo, anche relazioni che andavano oltre al sesso, oltre alla passionalità. Purtroppo la mia condizione influisce tanto, soprattutto a seconda del contesto nel quale si vive. Probabilmente in una città della penisola non avrei avuto questi problemi. Probabilmente mi sarei anche sposato, può darsi. Ma probabilmente è anche meglio così, perché poi se ti sposi magari ti separi, è brutto per tante cose. Però una convivenza, un fidanzamento, un matrimonio di vero amore con la A maiuscola, è chiaro che lo auspico. Ho avuto tante donne e la maggior parte erano donne, devo dire, molto belle, diciamo delle bonazze, buone. Poi, riguardo all'amore, sono stato perdutamente innamorato di sempre poche donne. I miei occhi le vedevano e le vedono tuttora molto belle. Attualmente sì, sono innamorato. Sono perdutamente innamorato. Ma è un amore che non è corrisposto. Anche se sono un tipo un po' coriaceo, di quelli che insiste molto. Quando una donna gli piace in maniera particolare, proprio completamente perso. Le donne sono molto importanti nella vita di un uomo. E poi ricordati che noi non siamo nati assolutamente per restare soli. Parliamo della tua malattia. Essendo rara, immagino esistano pochissimi casi al mondo. Esiste una rete di comunicazione tra di voi? Allora, per quanto riguarda la mia patologia, l'osteogenesi imperfetta, c'è da dire che è una malattia, sì, rara, perché statisticamente dovrebbe nascere un bambino
ogni 30.000 bambini nati vivi nel mondo intero. Queste erano le ultime statistiche. Una rete di comunicazioni vera e propria non esiste, internet, che comunque consente una intercomunicazione in tutti i continenti, ma esistono le associazioni. Ad esempio in Italia c'è la ASITOI, l'associazione italiana Osteogenesi Imperfetta. Poi dobbiamo dire che in Sardegna, se tu vai sui motori di ricerca e cerchi OMAR, l'osservatorio sulle malattie rare, indubbiamente anche quello è un portale che si occupa di tutte le patologie definite rare. Ora, forse tu sai che esiste un testo unico che disciplina le malattie rare in Italia e i portatori acquisiscono particolari diritti, soprattutto di natura sanitaria, ma non soltanto sanitaria, anche socioassistenziale, evidentemente. Diciamo che stiamo facendo pian pianino dei passi che ci consentiranno di acquisire, di far acquisire alla popolazione, ai politici, alle autorità sanitarie e anche agli stessi medici, perché molte volte quando vado in pronto soccorso, che patologia ha? Osteogenesi imperfetta. Ah sì, mi ricordo, in università ho studiato qualcosa. È molto poco conosciuta. Pian piano, con calma, anche le malattie rare nel mondo troveranno la loro collocazione e noi che ne siamo affetti verremo curati come abbiamo diritto di essere curati. Pensi che le nuove norme di legge siano sufficienti per abbattere tutte le barriere architettoniche o ti trovi ancora in difficoltà? Allora, riguardo alle attuali normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche in Italia, diciamo che delle cose sono state fatte, indubbiamente, laddove ci sono spazi pubblici, edifici pubblici, locali aperti al pubblico. Tutt'oggi ci sono negozi, ristoranti che presentano scale, per esempio. A mio avviso io avrei messo i sigilli e li avrei chiusi, perché già quando tu parti con il concetto di fare un progetto, una costruzione
senza prevedere l'accesso di persone con ridotte capacità motorie, ma gli anziani stessi, le mamme con i passeggini, per esempio. Già, io inquadro la tua mentalità abbastanza razzista, e poi dicono che i nazisti sono quelli di destra. Lasciamo perdere, veramente. Allora, fondamentalmente possiamo partire da questo concetto. Prima della normativa, cioè prima dell'ordinare, dell'obbligare, della coercizione, prima occorre educare, occorre far acquisire opportunità e consapevolezza del fatto che si devono evitare in tutto e per tutto, partendo dalle piccole cose fino ad arrivare ai trasporti, dove sicuramente è stato già fatto tanto. Qui a Nuoro, lasciamo perdere, ma voglio dire, anche a Cagliari non scherza. Ci vuole tempo, progettisti intelligenti, politici intelligenti, una comunità europea intelligente, un governo intelligente, un Parlamento consapevole, sensibile e intelligente. Anche perché i diversamente abili, con l'innalzamento dell'età media, il nostro numero non potrà che aumentare, di certo non regredire. E questo i politici e le autorità lo sanno molto, molto bene. Io sono della corrente di pensiero che l'unico scopo della vita sia essere felici, e la felicità è uno stato interiore che nessuno può toglierci. Sei d'accordo? Beh, Veronica, l'unico scopo della vita non è soltanto essere felici, ovvero potrebbe anche essere, nella misura in cui questa felicità si esplica non soltanto per soddisfare il proprio ego, ma se la nostra presenza, diciamo così, su questa terra non è un caso, ci sarà pure una ragione. La ragione è tanto semplice. La ragione è quella che la felicità si può raggiungere anche con l'amore, nel dare comunque qualcosa agli altri, la persona che si ama, la collettività nella quale si è inseriti con la propria opera, con il proprio servizio, anche di volontariato, o anche con la propria professione, o, perché no, con il proprio intelletto, con il proprio scrivere. Ci sono diverse forme, diversi modi per descrivere
la felicità. Il tuo stile di vita è già un esempio per tutti. Ma ti chiedo di lasciare un ulteriore messaggio rivolto soprattutto ai giovani che non riescono ad accettare la propria malattia. Riguardo al mio stile di vita, non ho la pretesa di essere preso ad esempio, perché il mio stile di vita è, per alcuni versi, una forzatura dovuta a dei farmaci che devo prendere, eccetera. Ai giovani raccomando vivamente di avere uno stile di vita sano, pulito, possibilmente di non avere vizi, di lasciare proprio perdere completamente droghe di qualunque genere si sia, e alcol. Si può bere con amici, ogni tanto, ma senza fare, scusa il termine, senza essere coglioni e senza rovinare se stessi e gli altri. Ringraziamo Enzo Compostu per questa bellissima intervista e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!